Signora Peppina Cruz. Parlare. Siccome la poi l'ha detto, fatto la foto con era una fila, era una fila. Fate un ordinato, dai. 10 gestiti. Serve che la puoi entregare?
Vediamo i video, pensate.
Quando cade, quando riscalda, no?
Con un metro. Dove sono? Vedi che stiamo ballando come allora.
diciamo so che andiamo alla Ferrara che la cena si è aperta.
Fammi una foto tu. No. Ciao Luca. Ciao, acqua. Cali. Guarda buco. No, è quella là. L'applauso anche per questi piccoli bomboni offrono la rito tradizionale con il gruppo di Bono procedono nelle vie di Nuoro in modo attento, osservano con il loro sguardo un ricco di orgoglio e di fierezza. Bono appunto capoluogo del Goceano ai piedi del Monte Raso, patria di Giovanni Maria Angioi. Ed è anche uno dei 9 centri che formano il Goceano. Il Tirso attraversa il territorio, lo divide in due: da una parte la catena del Goceano Sagostera con la cima più alta del Monte Raso e dall'altra la piana di San Saturnino con le ampie distese di Pascolo e i centri di Nule e Benetutti. Anche qui i dettagli, il copricapo, una preparazione attenta che riguarda proprio la cura del copricapo, che meriterebbe un discorso a parte che già rapisce dal primo sguardo l'attento osservatore. Da una parte abbiamo la possibilità di apprezzare la bellezza degli abiti tradizionali di Bono e dall'altra applaudiamo e salutiamo il gruppo folk Santa Lucia di Bottusò, uno centro del Logoloro, ultimo paese nella provincia di Sassari che confina con la provincia di Nuoro. Tommaso Tuccone ricorda nel libro Bottusò con le tradizioni popolari mandate a memoria, il rito delle Saparadure, quindi la solidarietà degli abitanti dei paesi vicini quando una persona è in difficoltà.
Andiamo a fare italiana, Certo. No, dove? Non mi vorrei fare un'altra. Vieni qua. Riprendi uno bello.
soldi,